1 miliardo di euro di investimento. Gli obiettivi? Rendere il Friuli Venezia Giulia un hub energetico autonomo e sostenibile, dicendo addio all'esportazione dei rifiuti, con zero spesa pubblica e ricadute economiche positive per il territorio e anche per le singole famiglie che si troverebbero a pagare molto di meno la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti. È questo l'ambizioso progetto presentato dalla Hafner Energy nella splendida location dell'hotel Villa Verde a Fagagna, un termovalorizzatore che potrebbe radicalmente cambiare il mondo dei rifiuti. Ma dove si dovrebbe costruire l'impianto? A San Giorgio di Nogaro. È un progetto molto innovativo sia anche per i cittadini, ma non solo per i cittadini, ma anche quelli che hanno problemi di smaltire i rifiuti, sul territorio, sia l'industria, l'artigiano, il commerciale, ma anche l'energia prodotta rimane sul territorio. No, i benefici sono ben chiari, per cui noi produciamo circa la metà dell'energia elettrica che consuma tutto il Friuli, no? Per le famiglie. Occhio e croce per, mi sembra, 265.000 famiglie. Abbiamo l'energia prodotta dall'impianto che in totale all'anno produce 640 gigawatt di energia elettrica. Poi dobbiamo vedere come si può attuare questo qui che va direttamente al cittadino, questo è l'obiettivo, non so se mi spiego. Poi c'è anche un fattore molto importante ambientale con la riduzione di CO2. Non tutti però ritengono che questo progetto sia chiaro e limpido come viene descritto. Autorità, cittadini, ambientalisti e giornalisti, a tanti qualcosa non torna su questo inceneritore. Denunciano poca chiarezza, poco ascolto del territorio e soprattutto zero dialogo con il comune di San Giorgio di Nogaro, che non sapeva nulla di tutto ciò. Senza dimenticare che questo impianto aumenterebbe notevolmente il passaggio di camion nel paese con un inquinamento notevole. Martedì 21 alle ore 21 in piazza del municipio a San Giorgio di Nogaro si svolgerà una manifestazione pubblica contro questa ipotesi di impianto di termovalorizzazione. Cosa non vi convince? Ma non ci convince il fatto che noi siamo espertissimi di rifiuti, abbiamo avuto il CSR, abbiamo l'ANET, questo impianto che, come ho detto prima, ha 400.000 tonnellate minimo, perché la taglia per raggiungere le BAT, le Best Available Technology, è quella lì. Quindi un impianto di termovalorizzazione non può non avere oggi minimo trattare almeno 400.000 tonnellate. Per loro è solo una scelta di opportunità, perché questo è un territorio politicamente debole, questo va detto. Oltretutto non c'è neanche il personale, le fabbriche sono alla ricerca di personale. Cioè, queste 180 persone dove le trovano? Le vie d'ingresso sono via Gomma soprattutto, quindi c'è un incremento di camion notevole. Venite a vedere quanti camion passano a San Giorgio, minimo 50 camion al giorno sono in più con questo impianto qua.